dramma di Davide Rebellin si consumò il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, quando fu travolto e ucciso dal camionista tedesco Wolfgang Rieke, che poi si allontanò dal luogo della tragedia. Condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato, oggi l'autista 64enne del TIR, che affida la sua difesa agli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, punta a uno sconto di pena. La difesa infatti sosterrebbe che l'incidente sarebbe il risultato di un concorso di colpa e per questo presenta appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza. Per i giudici, che nel frattempo hanno depositato le motivazioni della sentenza, la responsabilità sarebbe del camionista, ricoverato in una struttura a causa di un grave problema di salute. In un passaggio delle motivazioni emergerebbe che se l'autotrasportatore avesse inserito l'indicatore di direzione, si sarebbe attivata la telecamera posta sullo specchietto retrovisore e collegata con uno schermo in cabina, quindi il camionista avrebbe potuto accorgersi della presenza della bicicletta di Rebellin.